Nome Valentino, cognome De Riu, data di nascita 4 febbraio 1968, professione tecnico installatore, segni particolari, soffre di vertigini. Non è Signore e possibile. signori, con i due di Venturi in questo giovedì 10 di aprile, Valentino De Riu. In realtà il soffre di vertigini è stato messo apposta. Questo bel figo soffre È di stato vertigini. messo apposta ma non è perché possibile. il tecnico installatore in realtà me lo ha fatto mettere nella carta d'identità perché c'è scritto nella sua carta d'identità, ma questo signore è un insegnante di paracadutismo, insomma, e skydive appunto è il luogo dal quale proviene questa scuola meravigliosa, e il cuscino non ti si è ancora staccato però dalla faccia, questo possiamo dirlo. Mamma mia. A che ora sei andato a letto, Valentino? All'una. Vabbè, dai, non è Male. neanche così tardi allora, Però la Stavo mattina combattendo con un po' di ospiti, un po' di sì? tedeschi. Beh, certo. I tedeschi ci sono in questo periodo. Sì, perché questo è il periodo appunto del turismo, che già comincia a farsi vedere sotto questo profilo. Il paracadutismo porta in Sardegna un sacco di turisti stranieri. Iniziano anticipatamente la stagione, visto che da loro ancora è brutto, quindi cercano di anticiparla migrando nelle località dove gli dà la possibilità di fare Quindi, dei lanci. dimmi se sbaglio, sandalazzo alla tedesco, senza calze già, Esatto. perché questi Proprio come arrivano in magliettina. Sardegna dove trovano 20 gradi, per loro è Sono Africa. qua da sabato e sono già tutti ustionati, cremine, Ma davvero? protezione. Beh, sì, come riconoscere un tedesco Sono in bianchi, vacanza, li vedi, il segno della canottiera, Bravissimo. magliettina, proprio Mamma mia. con delle ustuinature che sono pazzesche, crema vedi proprio protettiva, sono... come se fossero in pieno Sempre con le lattine di birra. periodo Quelli estivo. bevono un sacco di Dopo birra. l'attività sicura. dopo l'attività, appunto, perché Hanno le lattine di birra. devono annegare forse Nella birra. no, le loro ansie e i loro pensieri nella birra, e in realtà forse più che ansie vengono a buttarsi l'adrenalina, vanno ad annegare. Mamma mia. Sì. Perché buttarsi col paracadute oggi Tu hai un'esperienza. io ho un'esperienza. Ma sembra lui, no? Sì, dopo daremo anche conto di quel documento, un pezzetto, l'ho recuperato, anche questo parliamo del 2006 o 2007, roba del 8 genere. anni fa. Sì, intanto vediamo delle immagini meravigliose, ma spieghiamo però, per chi non avesse mai avvicinato alla disciplina del paracadutismo, che si può fare anche senza essere preparati per buttarsi da soli, perché c'è il lancio in tandem, no? Esatto, il lancio in tandem è un lancio dove appunto praticamente la persona completamente estranea Sì. all'ambiente può fare un lancio imbragato con l'istruttore su 4 ganci, 2 superiori e 2 inferiori, dove appunto lo portiamo in caduta libera e per un minuto questa persona gode a 200 km all'ora le sensazioni appunto dell'aria, della caduta libera. 200 Lei- km all'ora. Certo. Mamma mia, io sento Ma angoscia. buttandosi da un aereo, come vede in questo momento l'immagine che ci dà dimostrazione, non è che tu hai la sensazione di andare a 200 all'ora, perché sotto hai talmente tanto spazio che chiaramente Sì. l'adrenalina è a 1000. E lei avrebbe mai pensato che in un minuto si potesse godere così tanto? Questo è vero, ma l'idea di non toccare la terra Beh, con i guardi piedi questa immagine, mi angoscia. questa immagine del lancio in tandem. Mamma mia. Forse proprio quel minuto di caduta libera è il vero minuto di adrenalina, è Quel il vero minuto momento. le immagini parlano, perché non c'è una persona che non sorride e non si diverte, non si lascia andare in quel minuto, non ci Mamma sono mia, limiti. Gesù È il Cristo momento mio. forse del decollo e della salita in quota, quello che a volte porta a dei ripensamenti. Ti è Il capitato di avere ripensamento è persone... il momento dell'apertura della L'apertura porta, del portellone, quando nel hai le dire, gambe ma a chi me l'ha penzoloni. fatto fare? Chi me l'ha Eh, fatto fare? In quel Ha momento avuto paura. Ecco, domanda. Hai avuto Ma delle lui paure? ormai quanti lanci hai fatto nella Più tua di vita? 5.000. Più di 5.000, E lui ormai all'inizio paura, anche no? tu avevi paura, dai. Ecco, la confessa. tua prima volta, in effetti questa è una domanda Raccontaci. che non ti ho mai fatto, anche Che se la ci facciamo conosciamo da oggi. un po' e ci siamo sentiti anche in altri contesti. La tua prima volta La mia- in paracadute? La mia prima volta è stata con un paracadute tondo quando ho fatto il corso militare nell'88. Ah, quindi tu Nell'88. avevi già lì il mio quella... approccio, ecco. Poi quell'esperienza. finito il militare ho voluto approfondire quello che poteva essere la caduta libera, quindi il lanciarsi e il godere della caduta libera, a differenza che nel contesto del militare hai solo un'uscita vincolata che ti apre il paracadute automaticamente, quindi tu non hai potere di far nulla se non quello di neanche dirigere l'atterraggio, perché i paracadute tondi sono unidirezionali, quindi a calotta emisferica non hanno manovrabilità. Mentre invece con l'ala, col nostro paracadute, possiamo andare dove vogliamo. A calotta emisferica, per chi come noi... Tondo sarebbe. Tondo, ecco. No, paracadute per tondo. semplificare le cose, non vorrei mai... sai, a Paracadute casa... tondo invece è il nostro, essendo una vela rettangolare,
profilo alare, che sarebbe il profilo alare, vuol dire che la sezione del nostro paracadute è uguale all'ala di un aereo come sezione. Okay. Ma perché questi cambiamenti? Io sono fermo ancora. Arriviamo però a far rispondere, a Valentino la prima volta se ha avuto paura o meno, perché anche se era unidirezionale. La prima volta c'è sempre molta esitazione, perché la prima volta è penso la prima volta per tutto. Quindi ma è come l'attore, ogni volta che si sta dietro le quinte prima di aprire e salire in scena, esatto. C'è quell'adrenalina, quella sorta di friccicorino allo stomaco come le farfalle quando sei innamorato. Esatto, c'è sempre un po' di movimento interno, ecco. Però ragazzi, io credo che la sensazione che si abbia anche guardando queste immagini di libertà, ma Caribio, questa parola mi fa venire in mente tanto altro. Molta razionalità. No, libertà, ma soprattutto quasi ti senti padrone di ciò che hai sotto la tua vista, sotto i tuoi occhi. Sono sensazioni veramente che tutti dicono dopo che lo fanno non avevo mai provato una cosa così particolare, perché dà un'emozione molto molto forte. La pipì scappa qualche. Guardi che non è il subacqueo che si deve fare la pipì addosso per scaldarsi da lavoro, è un'altra cosa. Qui siamo sopra il livello del mare, là siamo sotto il livello del mare, c'entra niente proprio. Qui credo che talmente l'adrenalina, perché poi quando sei in quota nella caduta libera l'aria è rarefatta e devi anche imparare un pochino in quei minuti a gestirti la respirazione. Sì, devi respirare non fortissimo, ma normalmente, cosa che invece. Quanto si sale per buttarsi? 4.000? 4.000 metri, la media sono 4.000 metri. Beh, io ripeto, lo consiglio come esperienza perché è una di quelle cose che nella vita almeno una volta bisogna provare. Manco certo, è anche vero. Ecco, vedi, la parte del manco se mi dessero un miliardo. Ma mi terrorizza. Non ti contesto, dico esiste e Valentino probabilmente lo sa, perché è chiaro che poi anche gli inconvenienti portano qualcuno a essere più restio nell'affrontare questo tipo di sport, perché poi di uno sport si parla, no? E in questi ultimi anni adesso tutti prendono come riferimento Taricone, quello che è successo a Taricone, però diciamo la verità, quanto si tiene e si lavora anche nella formazione quando si fanno i corsi per la sicurezza, perché poi alla fine è più complicato o forse più rischioso andare in macchina che buttarsi in paracadute. Sicuramente le percentuali parlano, perché incidenti in macchina ce ne sono tantissimi, però ci sono anche più macchine. Col paracadute ce ne sono veramente pochi, perché ci sono anche meno lanci rispetto alle persone che girano in macchina. E quelli che accadono in proporzione noi abbiamo pochissimi incidenti. Sì, no, ma poi tra l'altro quelli che accadono come incidenti, dimmi se sbaglio, sono legati anche a una volontà di arrivare all'estremo, cioè di tentare è il voler azzardare. La prestazione incredibile, come purtroppo io adesso l'incidente è l'azzardo. Taricone non so tecnicamente se anche lui stava cercando di aprire il paracadute. Ha fatto una manovra in atterraggio, l'ha fatta molto azzardata, e quell'azzardo praticamente non era nei limiti della sicurezza. Possiamo paragonarlo come se uno arriva in una curva che si può fare a 50 all'ora, può fare a 50 all'ora e la vuol fare a 70 all'ora. Ma forse sei anche troppo buono, la vuoi fare a 100-120 all'ora. È chiaro che poi puoi rischiare di uscire di strada. E lì il rischio è quello appunto di andare sul guardrail, di uscire fuori strada. Allora Valentino, prima di tornare e chiacchierare, approfondire il tema del paracadutismo e ripeto, insomma, vivere quell'adrenalina buona, ma poi capirete perché vi dico questo, in realtà io poi quella è stata la mia esperienza, non ne ho più ripetute altre, dopo daremo un contributo. Andiamo ai messaggi un secondo, perché ho visto che qualcuno, come del resto tutti i giorni, in tanti in realtà, però qualcuno riusciamo a leggerlo, ci scrive: che figata, ma ti pagano loro per prendere una strizza così? Qualcuno scrive. No, in realtà no, forse no, devi pagare tu, perché chiaramente c'è tutto un lavoro dietro, non è che il primo che passa ti fa fare il lancio in tandem, c'è del lavoro, dell'approfondimento, delle giornate passate a studiare, a lavorare per diventare istruttori. Il secondo messaggio prima di andare in pausa è questo: un buon giovedì, saluti a voi e a tutto lo staff, siete molto bravi a farmi compagnia che non sto lavorando, quindi a casa disoccupata o disoccupato, sono col broncio, vedo voi e mi rallegro tantissimo, sperando che questa crisi anche in Sardegna svanisca. In bocca al lupo per tutto anche a voi. Firmatevi, firmatevi, così sappiamo con chi stiamo parlando. C'è un po' di pubblicità, piccolo spot per noi, torneremo tra poco, parleremo di bicicletta. Rimanete lì, i due di Venturi stanno per tornare.
49 minuti dopo le 8 del mattino, i due di Via Venturi. Adesso andiamo a parlare di pedalate, perché gli amici della bicicletta Cagliari hanno una bella pedalata da raccontarci proprio per domenica 13 aprile alle 9:30, e io vado a dare il buongiorno a un esponente del direttivo degli amici della bicicletta, cioè Andrea Olla. Buongiorno Andrea. Buongiorno diletto Andrea. Buongiorno a caro. voi. Non so se ci stavi seguendo, tu hai mai effettuato un lancio in paracadute per caso? No, ancora no. Provaci in bicicletta. C'è tempo, guarda. Prendi una bici e lanciati con la bici, magari No, potrebbe essere buonanotte. alternativa la cosa. È una cosa che non ho mai fatto, ma che non penso farò perché hai il paura. tempo vola. Ah, il tempo Ah. vola. Non la paura, il tempo Capito? vola. Ho Questa capito. frasetta, A proposito di tempo, abbiamo già detto domenica 13 aprile, gli amici della bicicletta a cosa appunto sono e saranno dedicati, e l'invito è un po' per tutti gli amanti della bici, no? Sì, il 13 aprile noi completiamo una iniziativa che andava sotto il nome di Laboratorio per imparare ad usare la bicicletta da bambini e bambine, per giocare con la bicicletta in sicurezza, che consisteva nell'insegnare ai genitori come col giocattolo bicicletta a spinta, cioè la bicicletta a spinta è la bicicletta che non ha i pedali, che non ha il movimento centrale, ma che si alimenta per spostarsi con la spinta dei piedi. con la spinta dei sì. piedi. Questo sì. sistema è il sistema più moderno per imparare l'equilibrio per i bambini, ma vale anche per gli adulti, abbiamo sperimentato anche per gli adulti, sempre con lo stesso sistema. Ma esiste qualcuno che in età matura non sa ancora andare in bicicletta, per Sì, dire un po' come esiste, nuotare? Esiste. Alcuni, parlando con me, si vergognano della faccenda, ma non è un fatto di Secondo me vergogna. uno ce l'ho qua a fianco, lo sai io Andrea? sono 27 anni che non vado in bicicletta. Saprebbe di nuovo pedalare. Credo di sì, credo. però sto ascoltando. Chi ha imparato da piccolo non si dimentica mai di questa forma di sviluppo dell'equilibrio che noi abbiamo tutti allo stadio latente. Una volta esercitato e imparato ad esercitarlo, lo manteniamo costantemente. Questa è una delle Non aprire il caratteristiche. remo, Senti, Andrea, nuovamente 2 andare in ore di bicicletta, allora. percorso lungo il litorale portuale, abbiamo Sì. anche la mappa del percorso intanto da poter far Sì. vedere. Ecco, questo è quello che aspetta gli amici della bicicletta per domenica 13, no? Noi proponiamo appunto questo come completamento e dimostreremo come dei bambini che hanno frequentato il laboratorio e che non erano ancora capaci ad andare in bicicletta, alla fine sono stati in grado di percorrere questo tragitto in bicicletta, Bene. a questo punto in bicicletta, non con la bicicletta a Bene. pedali. Sì, in chiaramente. Andrea, questo per bene. domenica 13, ma c'è un'altra manifestazione, o perlomeno un'altra iniziativa Sì. importante che l'associazione della bicicletta a Cagliari abbraccia, cioè l'European Cycling Challenge, cioè l'invito a tutti per cercare di salvaguardare il nostro ambiente, di andare a lavorare in bici. Ma perché? Perché c'è una gara, insomma, Sì, no? è un'iniziativa a carattere europeo che coinvolge ben 30 città europee, 9 delle quali sono italiane, di cui facciamo parte anche noi a Cagliari. Sì. Le altre città italiane sono L'Aquila, Roma, Rimini, Bologna, Torino, Bolzano. Me ne è sfuggita qualcuna, Pomezia. Non è importante questo, andiamo al centro dell'iniziativa, però dal 1° al 31 maggio. L'iniziativa consiste nel iscriversi a questa manifestazione che è promossa dal Comune di Cagliari. Sì. E dal 1° al 31 di maggio si sommano i chilometri percorsi in bicicletta da parte di tutti i cittadini e i ciclisti che pedalano in questo mese. Ok, e poi alla fine, sommati i chilometri di tutti, che cosa succede? Alla fine, sommati i chilometri di tutti, si stabilisce una classifica fra le città e ci sarà un vincitore, pensando che Roma ha 5 milioni di abitanti. Beh, certo. Probabilmente vincerà, anche perché ci Però sono anche molti... la Sardegna e Cagliari possono fare la propria Anche parte. la Sardegna noi possiamo farlo. Da noi... Bene. Ok? Andrea,
Noi ti dobbiamo salutare perché il tempo vola, come purtroppo dice una canzone dei Fit Prod, che tra l'altro saluto attraverso il DJ Ruido, che è quello che ha fatto la nostra sigla di Dio di Avventuri, e dobbiamo ricordare domenica 13 per questa pedalata per imparare a andare in bicicletta anche per i bambini, degli amici della Bicicletta Cagliari. Grazie ad Andrea Olla, un abbraccio, Ciao, buona Andrea. giornata. Grazie a voi, salve. Se in bicicletta si pedala in aria, si prova a pedalare, si può fare anche, no? Il movimento del nuotare in aria, si può fare tutto quello che si vuole. Talmente si è Bisogna liberi. allargare le mani per essere come gli uccelli. Equilibrio. Valentino De Rio con noi questa mattina per parlare di paracadutismo e nella pubblicità abbiamo detto ma ci sono più tipologie di lancio, non è che ci si butta in una sola maniera, no? No, ci sono diverse discipline, ecco, da quelle un po' più lente a quelle un po' più veloci, perché si passa da una velocità dove si va, per così dire, a pancia in giù, Sì. chiamasi box position, dove vai a più o meno i 200 km all'ora, per arrivare a una posizione dove vai in free fly, quindi a testa in giù, che raggiungi i 300-350 km all'ora. 100. Fermiamoci un attimo, Mamma un solo mia, istante, mamma vediamo mia. queste immagini Vediamo. a testa in giù, a testa in su. Io ricordo 300 chilometri all'ora, io ricordo di mamma aver mia. provato tutte le posizioni, caro il mio presidente. perché non sei guarito Il Kama ancora, Sutra non è solo a letto, è anche in in aria. aria. Prego, Andiamo a vediamo. vedere. Was a beautiful day. Don't let it get away. Beautiful day. Touch me. Take me to that other place. Reach me. I know I'm not a hopeless case. What you don't have, you don't need it now. What you don't know, you can feel it somehow. What you don't have, you don't need it now. Don't need it now. Was a beautiful day. E allora, che figata, ma com'è? Io non mi sento, non voglio neanche sentirvi. Valerio, è la più bella cosa da fare vestiti nella vita questa. Devo dire che con questa Mi frase devo congratulare ma con al di là dei Matteo. suoi delle Devo sue rivedere congratulazioni, tutta la mia impalcatura al di là delle morale sue nei tuoi congratulazioni, confronti. è la cosa più bella da fare vestiti nella vita, è chiaramente l'altra. Certo, sappiamo. Abbiamo Tutti capita. sappiamo quale. Valerio mi dà il gancio per dire che domani avremo ospite qui ai Due Divi Avventuri Valerio Vargine, era proprio a lui diretto questo messaggio. Parliamo anche qui di 8 anni fa, 8-9 anni Sì, fa, sì. roba di quel periodo. Quando si atterra, visto che lo abbiamo guardato in queste immagini, bisogna un pochino alzare le gambe, c'è un metodo, no? Sicuramente, appunto, nel caso del tandem, diciamo pure il rischio, la persona che deve appunto mettere le gambe per camminare o per l'atterraggio è l'istruttore, il pilota tandem, perché il passeggero non può correre nessun tipo di rischio, quindi gli viene chiesto di sollevare le gambe. E basta. Nell'ipotesi di una scivolata di sedere, appunto, sfreghiamo sul sedere, però Senti, non è Matteo niente di non particolare. aveva le gambe, perché Ma l'hai visto, No, scusa? Non l'ho visto bene. È ho stato visto le sue bravissimo, gambe. è stato bravissimo. Bravissimo. Vuoi mettere carne al fuoco che sto non chiedendo, brucia, non posso brucia. farle delle Non c'è- domande? Non c'è Posso legna farle da delle ardere domande? in questo Dai, caso, vabbè, se andiamo vuoi avanti. prendermi in castagna. Invece le altre tipologie di lancio c'è anche quello con la tuta alare. Esatto, c'è anche una nuova disciplina, nuova per modo di dire, che non ha tantissimi anni, però rispetto alle altre più giovane, dove si vola con una tuta alare, quindi un tessuto a disposizione molto molto ampio, quindi si riduce addirittura È la anche molto velocità tecnico. dai 200 km all'ora senza una tuta, si scende anche sino ai 100-110 km all'ora, quindi si riduce della metà la velocità di caduta libera mi va bene. e si fa un rapporto di volo almeno di 1 a 3. Vuol dire che se in 3 km, vuol dire che in 3 km di caduta libera riesco a fare oltre 10 km di avanzamento. Che meraviglia. Quindi è proprio un volo, è No, per no, una certo, struttura certo. Icaro alare. insegna. Esatto, ecco, Icaro sì. Esatto. Bravissimo. E quello che abbiamo visto nelle immagini prima è il vostro centro di Serdiano. Quello era il nostro centro di paracadutismo che abbiamo a Serdiana, dove svolgiamo la nostra attività.
tutti i sabati e tutte le domeniche. Bello, perché poi alla fine tu mi hai fatto scrivere come nella carta d'identità tecnico installatore, ma perché lo fai ancora? Sì, Ah, ecco, ancora vedi. ritaglio del tempo al mio primo lavoro. diciamo. Però la settimana è molto impegnata per La questo, settimana questo è abbastanza lavoro piena che è una perché passione che è devo- diventata sì, poi il lavoro. sta diventando Come, lavoro. come tutti quelli che sono riusciti a fare qualcosa di bello nella vita, trasformare una passione Una in mestiere. passione in lavoro. Anche a Valentino De Penso Rio che sia il e tutto massimo. il tuo staff, che salutiamo. Quanti Certo, siete? una decina. Una decina, insomma, che si C'ha anche operano. l'aspetto dell'uccello, questo. Guardalo bene fisicamente. C'ha l'aspetto dell'uccello, non si può sentire. Io me ne No, vado. nel senso Io me ne vado. di un animale, l'uccello, non l'uccello. Ma dai, per Mi favore. sembra un passerotto molto Il ridondante. passerotto, non andare via. Scusa Valentino, non so Io cosa fare. comunque- D'altronde me l'hanno dato e me lo sono preso per No, per garantirmi il paradiso. A forza capito? di volare, anche lui ha acquistato molto. Invece lei ha la faccia tipica di uno che, di- come di- dire, è saggio, uno Grazie, che quasi grazie. rasenta la perla, di perle ne dice una cifra, Grazie. chi più perla di lei. Guardi questo messaggio che è arrivato via WhatsApp e poi tra poco saluteremo anche Concerne Valentino. te. Marco, fallo anche tu un lancio con il paracadute. Secondo me ti viene la voce fine tipo il cantante dei Cugini di Campagna. Vabbè, Ho grazie. capito. Scherzi a parte, in bocca al Grazie, lupo per la nuova Ignazzino. avventura. Grazie Ignazio, grazie. Grazie, Diciamolo Ignazio. Ignazio. Senti, un'ultima cosa per dare anche ai telespettatori o teleascoltatori a casa un'informazione in più. Quanto costa un lancio in paracadute? Sì, Il infatti. lancio col paracadute costa 200 euro Con l'istruttore, quello in tandem. l'istruttore imbragato, che comprende anche una video ripresa, perché alla fine di tutto diamo un video, ricordo, certo. ricordo dove vengono montati con la musica, tutto quanto, gli ispezioni dei momenti più Ti salienti rimane, dell'anno. ti rimane quell'adrenalina incastrata dentro quel Esatto. DVD o Quel quella ricordo- pennina se te la porti via. Matteo, un altro volo devi fare. No, faccio fare a lei sto giro come Ignazio ci suggeriva. Grazie a Valentino De Riu, grazie a tutta la squadra degli amici appunto di Serdiana e di Skydive, grazie mille Grazie per a averci voi. raccontato questo pezzo di vita che fa parte appunto di uno sport così adrenalinico, così bello, che io ridico e riconsiglio almeno una volta, almeno si butti almeno una In volta. via del tutto eccezionale, resto qua. Va bene, guardi, lei l'unica cosa che le viene bene non è tanto tirare la corda per aprire il paracadute, ma quella del water. Detto questo, Beh, non è sbagliato. In certe occasioni il doppio andiamo ai diritto. due dell'abitacolo. Ciao Valentino, Ciao, grazie. Valentino. Arrivederci e grazie.